Oggi è sabato 3 agosto 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 3 agosto 1950. A Chicago, nell'Illinois, nasce John Landis. Figlio di un interior designer e decoratore e di una casalinga, inizia una lunga gavetta nel mondo del cinema, frequentando con varie mansioni diversi set. Dopo aver avviato esperienze come assistente di produzione, debutta nella regia nel 1973. Il successo arriva nel 1978 con il film Animal House, la consacrazione nel 1980 con The Blues Brothers, scritto con Dan Aykroyd, protagonista insieme a John Belushi. Nel film, la cui colonna sonora è considerata una delle più belle di tutta la storia del cinema, compaiono leggende della musica come Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown, Cab Calloway e John Lee Hooker. La sua carriera subisce uno stop nel 1982 a causa del processo che lo coinvolge insieme ad altri per l'incidente sul set in California del film Ai confini della realtà, in cui, travolti dalla caduta di un elicottero, perdono la vita l'attore Vic Morrow e due giovanissime comparse di 7 e 6 anni, scritturate senza permessi per il lavoro minorile. Tutti gli accusati vengono poi assolti. È Landis che scopre e valorizza il talento comico di Eddie Murphy e che rende una pietra miliare dei videoclip quello che è ricordato anche come uno dei più costosi, Thriller di Michael Jackson. Il critico Fabrizio Marchetti ha scritto di Landis: scorrendo i personaggi dei suoi film si può notare come il regista abbia sempre cercato di esprimere il suo sguardo eversivo mettendosi dalla parte del diverso, dell'emarginato che piomba in un contesto armonico e ben ordinato e lo mette a soqquadro con la propria vena caotica. Quello sguardo eversivo nasce dalla lunga gavetta di Landis, iniziata da adolescente come portalettere per la casa di produzione 20th Century Fox. È lì che conosce parecchi personaggi noti e ottiene un rapporto confidenziale con il regista che per la sua guida gli aprirà le porte del successo, Alfred Hitchcock. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata!